L'Art di San Marc è offerto da Istituto Paritario per Ragionieri e Recupero Anni Scolastici Naoni Studium, Viale della Comina 25, presso la Fondazione Opera Sacra Famiglia a Pordenone, telefono 0434 36 14 70. Dalla tradizione e dall'innovazione nasce la filiera alimentare sostenibile tutta friulana dei cereali antichi. La cooperativa Grani Antichi FVG, grazie all'unione di agricoltori, mugnai, professionisti ed aziende del territorio, dà origine a prodotti a base di cereali dall'elevata qualità salutistico-nutrizionale e dal sapore della tradizione. Semplicità, agricoltura sostenibile e biologica, macinatura a pietra, prodotti sani e gustosi, sapori unici. Queste le nostre parole d'ordine. Grani Antichi FVG. Bontà, benessere, salute. Mandi, ben ritrovati e lietissima settimana al mondo intero. Di professione è un medico, però come studioso si occupa di storia, di mitologia e di archeologia riguardante, pensate, i Veneti antichi. C'è un interesse specifico alla ricerca dell'origine dei popoli veneti, quindi insomma nell'antichità. Ha girato in lungo e in largo l'Europa per capire di persona i siti e i luoghi delle migrazioni. Piero Favero è il nostro amico, l'autore del volume di cui adesso la regia ci farà, eccola qua, la Dea Veneta, e il giovanotto qui accanto a me si chiama Alessio ed è il figlio di Piero, è il figlio, eccolo qua, adesso lo vediamo, è il figlio ed è ritornato come lettore. Guardate, è uno splendido quadretto familiare, affettuosissimo e dolce, ne sono orgoglioso. Dunque, senti Piero, la Dea Veneta, questo è un libro che è stato riveduto, come si dice, no? Ristampato, un libro che ha qualche anno di vita. È una edizione matura, se potessimo dire così. Come mai hai scelto questo titolo di cui lì vediamo? La Dea Veneta, come mai, Piero? A differenza di altri popoli come i greci che hanno Zeus, come gli scandinavi che hanno Odino, i Veneti antichi al vertice degli dei avevano invece un'entità femminile, Reitia, che è una dea solare, perché probabilmente viene da nord, le sue origini sono nordiche e nel nord Europa c'era proprio il prosperare di questo culto delle dee solari. Infatti le sacerdotesse venete portavano una cintura di metallo in cui c'era proprio il disco solare. Poi da disco è diventato una losanga per motivi di moda, però era sempre incisa la barca solare. La barca solare che qui vediamo con la Dea Reitia, eccola qua, che si accompagnava al suo animale sacro, il lupo, e anche alle due anatre che trainavano la barca solare. Vediamo che nel braccio ha proprio il simbolo della barca solare e si vedono le due paperine ai lati. Grazie. Si vede anche al centro la cintura con questo disco solare. Molto bene, molto bene. Abbiamo iniziato, eccola qua, è una divinità e adesso sentiamo da Alessio, la prima lettura Alessio, l'intervento, dai, sentiamo bene. Reitia è la divinità somma nella religione dei Veneti. Ciò significa che abbraccia tutta la natura e che non esiste nulla al di fuori né al di sopra di lei. Oltre il nome e la forma, oltre il tempo e lo spazio, è l'unica forza che trae sostegno in se stessa e dalla quale ogni altra è nata e ciclicamente ritorna. Ha il dominio sul succedersi delle stagioni ed è chiamata tessitrice, cioè colei che tesse la tela della vita. Bravo Alessio, bravissimo Alessio.
e ti faccio i complimenti. Quanti anni hai, Alessio? 11 anni ha questo bel bambino che oggi è venuto a aiutare il papà. Vediamo, regia, una foto. Ecco, questa è una sacerdotessa che tutti vorrebbero avere, credo che piace a tutti, una sacerdotessa del genere. Che ci dica le preghiere vicino. Insomma. Ecco, questa è una ragazza che ha ricostruito il vestiario di una effettiva sacerdotessa che è stata trovata in Danimarca con il disco solare. Non era proprio della Danimarca, veniva da fuori, però ciò indica appunto come fosse diffuso il culto solare proprio in questi paesi nordici, dove c'era anche per esempio presso i lituani la dea Saule che trainava il disco solare. Eccola là. Reitia era comunque anche una dea della scrittura, conosceva alla perfezione le rune che venivano tramandate dalle sacerdotesse venete che istruivano anche la popolazione alla scrittura. Allora, questo è un saggio, cioè te stai andando alla ricerca delle origini degli antichi veneti, quelli dell'Adriatico, insomma le nostre genti qua. E c'era una moltitudine di tribù che popolava l'Europa in quel tempo. Difatti la cartina che adesso la regia ci fa vedere può darci delle indicazioni. Vediamo la cartina, a te la parola. Questa è proprio la questione venetica. Tutte queste tribù col nome venetico, secondo gli universitari italiani, hanno questo nome per un puro capriccio del caso. Però se noi vediamo i ricercatori dell'Università di Heidelberg in Germania, della Sorbonne di Parigi, l'Università di Varsavia, vediamo che anzi questi studiosi propendono per un ceppo comune di tutte queste popolazioni, e se noi facciamo attenzione vediamo che non sono distribuite a caso queste popolazioni, ma seguono una linea che è la linea dell'Ambra, la più antica, che andava dall'Ucraina alla Polonia, e quella più recente che dalla Polonia scendeva verso il Veneto. In Ucraina c'erano appunto quei Venedi già descritti da Procopio nel I secolo a.C. Io, siccome ho piacere di vedere i luoghi, parlare con gli esperti locali, sono andato proprio in Ucraina. È stato un po' avventuroso perché io cercavo l'Accademia delle Scienze, avevo l'indirizzo, però tutte le vie erano scritte in cirillico, in ucraino, quindi è stata un po' difficile la ricerca, però alla fine ho trovato il professor Kozak che ha scritto un libro di 400 pagine sui Venedi, con l'interprete ci siamo capiti, e lui concorda sul fatto che i Venedi dell'Ucraina e quelli della Polonia appartengono a uno stesso ceppo culturale. Ne parliamo, sentiamo la seconda lettura. Alcuni ricercatori, vai pure Alessia. Sì. Alcuni ricercatori si sono lasciati affascinare dalla nozione dei Veneti come una delle primissime civiltà che hanno colonizzato il continente europeo. I vari toponimi veneti, oggi così distanti fra loro nella mappa geografica, forse un tempo erano legati ad una rete intessuta tra numerose tribù venete che occupavano una vasta regione dall'Anatolia al Baltico. Durante l'epoca della cultura dei campi di urne, l'area protoveneta era un territorio contiguo, poi, a causa dell'espansione di altre stirpi, si sarebbe ridimensionata in isole non più comunicanti. Grazie Alessio, bravo, te lo dirò ancora perché lo meriti effettivamente. Allora, gli antichi veneti sembra, io la metto così in modo che te poi possa esplicitare, abitavano in Bretagna. Allora, te hai la possibilità di dimostrare che insomma siamo cugini, per dirla in un termine. Ecco, bisogna partire sempre dall'inizio, no? Da un fatto sensazionale che si è verificato nel 1250 a.C. al tempo della guerra di Troia. Cosa succede? C'è una battaglia colossale
con partecipazione di 4.000 uomini, che per l'epoca era un grosso numero. Te credo. E secondo la mia interpretazione c'erano da una parte i proto-germani a occidente e a oriente c'erano i proto-veneti. Nello scontro, sempre secondo la mia interpretazione, hanno vinto i proto-germani. Però questi proto-veneti dell'area baltica della Polonia, perché la battaglia si è tenuta tra l'attuale Germania e l'attuale Polonia, avevano in sé una tale vitalità, avevano uno spirito missionario perché appunto stavano propagando una nuova religione, erano in tanti, hanno trovato la strada bloccata a ovest e sono scesi verso il Veneto. Però questo movimento ha innescato un effetto domino, una reazione a catena su tutte le tribù balcaniche, per cui c'è stato uno sconvolgimento generale. I popoli del mare sono arrivati fino ad attaccare gli egiziani, è collassata la civiltà dei Micenei e l'impero ittita è caduto. Quindi veramente uno sconvolgimento epocale. Nel quadro appunto di questo sconvolgimento noi vediamo per esempio nella mappa che tuttavia ci sono dei geni, per così dire, venetici, ma diciamo si tratta degli aplogruppi, in particolare l'aplogruppo Z92, antico gene muto che viene tramandato di padre in figlio e che quindi è come un'etichetta per le migrazioni. Noi vediamo che lo troviamo come centro nella Lusazia, cioè nella zona appunto di questi proto-veneti, ma incredibilmente salta il blocco germanico e lo ritroviamo in Bretagna con i Veneti, appunto quei Veneti descritti da Cesare. Se noi proseguiamo con la prossima immagine, adesso ce la fa vedere, sì. Vediamo che ci sono le freccette gialle che sono quelle più antiche, i ceppi geneticamente più antichi che sono concentrati proprio in Polonia. Quelle violetto sono le frecce successive, quindi ecco, indicano come c'è un'espansione, quindi come in un secondo momento popolazioni originarie della zona baltica della Polonia si sono spostate probabilmente via mare fino alla Bretagna. Grazie. Se noi guardiamo anche l'aspetto archeologico, rimanendo appunto sempre in un ambito scientifico, troviamo che la cosiddetta cultura dei campi di urne, cioè l'incineramento dei morti, la raccolta delle ceneri nelle urne seppellite in vasti cimiteri, si trovano in modo circoscritto anche in Bretagna e proprio nella zona dove c'erano i Veneti. Grazie. Grazie. Il dottor Piero Favero, che è un medico, lui lavora insomma a Udine nell'immenso grande scusate, mi è venuto il sorriso perché la prossima fotografia sì, lo capirete dopo, perché, ed è uno studioso, avete sentito con quale abilità lessicale, linguistica e competenza egli venga esponendo una tesi che si trova in questo volume, insomma l'origine dei Veneti, ed è se non altro sicuramente affascinante, meraviglioso. Adesso ritorniamo da Alessio per una lettura molto breve e dopo regia ci fai vedere, ci alzi la fotografia che è apparsa lì sotto e così facciamo, dai, valamo Frud, valamo. Numi tutelari dei marinai. Ai Dioscuri era dedicato un tempio a Este e, secondo Diodoro Siculo, il culto dei Dioscuri sarebbe stato introdotto in Europa dai Veneti dell'Atlantico. Ecco, sì, adesso effetti... vediamo la foto che non è un cartone animato, ma diciamo che il fumetto di Asterix ed Obelix è stato ideato da Uderzo, che era figlio di emigranti veneti, casualmente, ecco. Bellissimo, ma questa è stupenda, insomma riusciamo anche perché a il villaggio di Asterix si trovava proprio nell'antica Armorica, che era la Bretagna. La Bretagna. Stai attento perché prima mi sono scordato, era la seconda parte della
domanda, ma attento a seguire il tuo ragionamento, io ti dico la parola Celti, i Celti. In che modo riusciamo a inserirla, a collegarla all'interno del nostro percorso storico di oggi? Ma io quando frequentavo la scuola media ho sentito la professoressa che parlava a proposito del debello gallico Di Cesare, di questo scontro con i Veneti della Bretagna, che si chiamavano Veneti. Allora ho chiesto, ma scusi professoressa, ma può essere che questi Celti della Bretagna fossero gli stessi che ci sono da noi? Mi ha detto, no, non c'entra niente, perché quelli erano Celti. Però se noi leggiamo i libri di Jean Marchal, che è il più grande celtista e quello che ha scritto tantissimi libri sui Celti, lui in modo categorico dice che i Veneti della Bretagna non erano Celti. Se noi vogliamo trovare una parentela tra i Veneti della Bretagna e quelli dell'Adriatico, ci viene in aiuto lo stesso autore classico, che ci dice che dalla Bretagna i Veneti sarebbero scesi. Nel Veneto. Ebbene, io non condivido al 100% questa ricostruzione, perché penso che in realtà dai proto-veneti della Bretagna, della Polonia, alcuni siano andati in Bretagna e alcuni, come dicevamo prima, sarebbero scesi nel Veneto. Tuttavia ci sono comunque delle somiglianze tra i Veneti locali e quelli della Bretagna, come abbiamo detto, dal punto di vista scientifico, e sotto anche tanti altri aspetti. Erano grandi navigatori, avevano una dea che si chiamava Brigid, che è abbastanza simile a Reitia, e quindi un insieme di cose che ci fanno pensare. Ti ascolto con molta attenzione. Ci fai vedere, Maurizio, questa mappa che ha dei sentieri, usiamo codesta espressione, in rosso. Come mai? Dunque, tra le attività principali dei Veneti della Bretagna, a parte il commercio del vino o del garum, che era una spezia che arrivava fino alle tavole romane, questi Veneti erano dei commercianti di stagno. Lo stagno partiva dalle miniere della Cornovaglia, via mare, attraverso le navi venete, arrivava in Bretagna e proseguiva per via fluviale lungo la Loira fino a Veneto Magos, poi attraversava la Svizzera con alcuni punti di carico-scarico tra terraferma e via fluviale, finché arrivava al lago Veneto, e da lì poi attraverso il passo di Resia si univa alla via Claudia Augusta e proseguiva, non si fermava nel Veneto, arrivava addirittura fino in Grecia, perché lo stagno faceva parte di quella lega insieme al rame che va a formare il bronzo delle armi delle battaglie grece. Ma non solo, perché addirittura fino in Israele arrivava lo stagno della Cornovaglia. E chi materialmente trasportava lo stagno in pani attraverso questa lunga via per l'epoca non si sa. Però dobbiamo considerare che i Veneti, secondo Madame Bader, che è una studiosa di origine ebraica della Sorbonne, erano specializzati, erano esperti proprio nel commercio fluviale, e secondo Madame Bader i Veneti, attraverso i fiumi dell'Ucraina, i grandi fiumi, il Bug meridionale, il Bug settentrionale, arrivavano fino in Polonia, e poi alcuni di questi Veneti sarebbero arrivati, secondo Madame Bader, fino in Bretagna. Insomma, è entusiasmante questo discorso. Adesso
c'è ancora un intermezzo con una lettura che riguarda la Gallia, sentiamo la Gallia e poi vediamo alcuni utensili, se così si potesse dire, riguardanti il nostro argomento. Va là. In Gallia, regione corrispondente circa all'attuale territorio francese, con l'inizio delle ostilità tra Celti e Romani, già i fiorenti commerci dei Veneti di Britannia vennero interrotti. Eccola là. Pertanto vino romano e oro bianco, cioè lo stagno, cessarono di transitare lungo la via terrestre che oltrepassava le Alpi nei pressi del Gran San Bernardo ed arrivava fino all'Adriatico. Grazie. Ecco, questa pentola è una secchia dorata che adesso la regia, ce la vuoi commentare, vuoi spiegare, Piero? Dunque, questo fa riferimento a un argomento che affronteremo in questa puntata, perché questo è solo il preambolo che abbiamo fatto finora, e cioè l'argomento di Re Artù. Perché? Cosa c'entra? C'entra perché nelle zone che abbiamo nominato, la Bretagna, si è sviluppato il ciclo arturiano. Quindi per prima cosa uno, quando pensa a Re Artù, cosa pensa? Pensa al Santo Graal. Al Santo Graal. Il Graal era praticamente il calice col sangue di Cristo. Poi c'era anche la spada nella roccia, anche quello è un tema classico di cui parleremo perché è anche interessante. Praticamente però, se noi andiamo a cercare il nucleo più antico della tradizione arturiana, non troviamo il Santo Graal. Nei racconti di Taliesin, che era un bardo del Galles, vediamo che Re Artù va nell'oltretomba a recuperare il calice della rinascita. Ebbene, il calderone, un calderone, quello che abbiamo visto prima, no? Ecco, quel calderone. Ebbene, a me fa venire in mente, come possiamo vedere nella successiva immagine, fa venire in mente quelle che erano le situle degli antichi veneti, che erano delle secchie che raccoglievano le ceneri dei morti, e quindi anche lì un tema di rinascita, direi. Per quanto riguarda invece la spada nella roccia, che è un classico che c'è un po' sempre nelle rievocazioni, nei film, ovunque, ebbene, la spada nella roccia viene dall'Italia. Viene dall'Italia perché si rifaceva al culto di San Galgano e cronologicamente viene prima questo culto italiano di San Galgano documentato prima dell'arrivo dello stesso tema della spada della roccia nella letteratura arturiana, quindi sicuramente l'origine italiana. Qui vediamo una foto mia di una modella questa mia. è meglio No, è bellissimo il della secchia dorata e della pentola, la modella, dai, così sorridiamo. No, questa si rifà all'altro libro, perché in realtà ci sono due saggi che si completano per un totale di 500 pagine, tutti illustrati a colori, e questo è stato tradotto in inglese. Va bene. Per il pubblico straniero. Grazie, scusami dalla battuta, ma era una battuta perché è un ragionamento particolarmente impegnativo. Alessio, sentiamo, dai. In realtà, dunque, il simbolismo fondamentale con cui nasce il ciclo arturiano non è affatto la ricerca del Santo Graal cristianizzato, bensì dell'albero di mele, a cui piedi Merlino fu accompagnato da una bella ragazza snella e regale della foresta. Nella versione gallese del romanzo Geraint ed Enide, la meta della ricerca è il melo che appare, al diradarsi delle nebbie, insieme alla ragazza seduta sulla sedia d'oro. Grazie. Adesso la regia cortesemente ci inserisce, ed è una novità, ci inserisce un video che dura un minuto e mezzo, particolarmente suggestivo. Vai regia, vai.
I Veneti antichi offrivano ritualmente la spada alle acque e la gettavano nel fondo dei laghi. Anche nei laghi della Scozia e del Galles venivano lanciate delle spade votive deliberatamente incurvate e dedicate al culto della dea tribale. Nel Medioevo la spada Excalibur riemerge dall'acqua. La signora del lago la offre a Re Artù. Nell'Atlantico i Veneti avevano colonie in Bretagna, in Galles, Scozia e Donegal, esattamente le regioni dove è nato il mito di Re Artù. Nel libro L'alba dei Veneti ci sono le prove che la leggenda di Re Artù ha origine dai Veneti dell'Atlantico. Grazie. Andiamo subito alla lettura che riguarda Re Artù e dopo ne parliamo diffusamente. Vai pure. Vai. Ancora nessuno è riuscito a dimostrare l'esistenza di un personaggio storico di nome Artù, ma è evidente che la leggenda arturiana si è sviluppata in regioni abitate dai Veneti, perciò nulla vieta di affermare che l'origine stessa del mito abbia una matrice venetica, espressione della non comune capacità dei Veneti di salvaguardare le loro radici. Piero, a te la parola, perché questo è un argomento stiamo arrivando al nucleo, sì, perché al nucleo, dai. Quando si vuole sciogliere un enigma bisogna arrivare nell'anno giusto e nel luogo giusto. Al momento giusto. Nel momento giusto. Abbiamo visto prima la spada che veniva lanciata nelle acque, sì, la mitizzazione della spada, e noi sappiamo che in Galles esisteva una dinastia di Venedoti, in Venedotia, cioè nel nord del Galles, e c'è un personaggio che secondo alcuni autori, David Sims, Graham Phillips, storicamente incarna proprio Re Artù. Perché? Intanto suo figlio era legato alla leggenda di una spada che se impugnata da un uomo giusto gli dava l'invincibilità. Se impugnata da un uomo malvagio sviluppava una fiammata che bruciava questo malvagio. Lo stesso padre di questo re si chiamava Owain Dandwin e probabilmente appunto era Re Artù ed era legato al mito arturiano proprio perché il suo castello si chiamava la Fortezza dell'Orso. Ebbene, Artù proprio nell'etimologia vuol dire orso, quindi ecco un legame forte, diciamo. E Artù per cosa è famoso? È famoso perché ha sconfitto i Germani, cioè i Sassoni, che avevano invaso l'Inghilterra. Lui è riuscito a fermarli nella famosa battaglia di Monte Badon nel 500 d.C. Nel 500 d.C. Ebbene, all'epoca un regno forte era proprio quello dei Venedoti e probabilmente era l'unico in grado di opporre una resistenza all'avanzata di questi Sassoni. E noi abbiamo studiato, e così io alleggerisco un po', no, con Re Artù, le vicende di Lancillotto, che sì, di Lancillotto sì, e sì. Ginevra, che era la moglie di Re Artù. E insomma, Lancillotto era forte, grande, era il capo dei suoi soldati era il più scelti, forte, no? dei cavalieri, era il più forte nella scherma. Della tavola rotonda, della tavola ronda, e qui insomma qui c'è qualche
piccolo pettegolezzo, ma insomma noi facciamo una battuta anche scherzosa, non me ne vuole. Sì, no, poi c'è tutto l'aspetto romanzesco, No, perché ecco. come avevamo detto la ricerca del Graal entra solo nel 1200, non fa parte del nucleo originario, però da lì si è sviluppato un ciclo letterario di successo strepitoso, non solo nel Medioevo, ma fino ad oggi. Questo. Sono stati fatti anche dei film, perché addirittura c'è chi sostiene che esiste un Re Artù di Avellino, perché Avellino sarebbe Avalon e ad Avellino aveva i natali un certo Artorius, generale romano che effettivamente aveva combattuto in Britannia, però costui non aveva mai visto un sassone, cioè è sfasato nel tempo, per cui è un'ipotesi un po' azzardata. Grazie. Grazie il dottor Piero Favero, che è un medico, ripeto, e prima mi interruppi perché Obelix mi fece fare un sorriso, che è un dipendente dell'ospedale civile, si può dire, no? Sì. Ospedale civile di Udine, l'azienda, insomma, è un medico, però è anche uno studioso, senza il però, è anche uno studioso che si occupa di archeologia, di mitologia e soprattutto gli antichi veneti. Avete sentito con quale bravura, direi, per usare un termine scolastico e semplice, un termine didattico, egli ci abbia intrattenuto. Chi è questo fraticello che adesso la regia ci fa vedere? Chi è costui? Costui si chiamava Gildas. Ah, eccolo là. Era detto il monaco, il saggio. Ebbene, lui aveva in mano le cronache. All'epoca la Chiesa aveva, per così dire, il monopolio dell'informazione e lui era più vicino nel tempo a questi avvenimenti, perché solo 40 anni dopo ha potuto redigere le sue cronache su questa famosa battaglia di Monte Badon. Però è rimasto per secoli questo enigma: ma chi era veramente Re Artù nella storia? È esistito oppure no un re che ha combattuto questa battaglia? Ebbene, Gildas non lo nomina nemmeno. Non lo nomina nemmeno. Però bisogna fare una premessa, capire qual era l'ambiente dell'epoca. Eravamo in piena fase di evangelizzazione dell'Inghilterra, c'erano ancora molti pagani e addirittura c'erano delle dinastie ancora pagane. La dinastia di Re Artù, quella dei Venedoti, in realtà era ancora pagana, perché Re Artù alla sua corte non aveva un vescovo, aveva un mago. E addirittura ci stavo arrivando, sai. Ecco, e allora Gildas non poteva esaltare una dinastia come quella di Re Artù, che lui considerava malvagia, perché nella sua concezione il male nel mondo derivava dai peccati, mentre invece la vittoria in guerra era un premio di Dio verso i giusti. E quindi se lui avesse parlato di Re Artù, cioè di questo Owain d'Anduin, avrebbe esaltato i suoi nemici, quelli che lui vedeva come il male sulla terra da combattere. E quindi lui ha ingannato in un certo senso un po' tutti gli storiografi per secoli e secoli, ha lasciato aperto questo enigma, però il popolo, al di là delle cronache, al di là di questa censura, chiamiamola, ha mantenuto dentro di sé viva questa tradizione, questo amore per questo re, per questo passato leggendario, e l'ha comunque tramandato. Allora, adesso la domanda: te hai solo citato il sostantivo, la parola mago, io aggiungo Merlino, perché nei film alla corte di Re Artù c'è sempre il mago Merlino. Questo mago, questa figura leggendaria, questa figura sicuramente, eccolo qua, mamma mia, vestito di blu, secondo te è esistito veramente? Cosa ne dici? Ancor più che non con Re Artù, con Mago Merlino si sfuma nella favola, nella leggenda. Però lo stesso si può cercare di rintracciare un personaggio storico che più si avvicina a questa figura. Abbiamo citato prima Taliesin,
questo bardo del Galles, quello che aveva narrato di Re Artù, che va nell'oltretomba a recuperare il calderone della rinascita. Ebbene, questo Taliesin appunto viveva in Galles, aveva esaltato la dinastia dei Venedoti perché aveva fatto delle elegie per il fondatore della dinastia, considerava i Venedoti come la tribù che domina il paese e aveva avuto delle questioni con il nipote di Re Artù, Malgun. Malgun era in effetti malvagio, quindi per certi aspetti Gildas aveva ragione. Malvagio perché? Perché ha ucciso suo zio, ha ucciso Re Artù, perché probabilmente, essendo Re Artù il fratello minore del re dei Venedoti, non avrebbe avuto diritto al trono, e quindi il nipote, che in linea diretta avrebbe dovuto avere direttamente il trono, sentendo il suo trono minacciato, ha pensato bene di uccidere, come si faceva nel Medioevo, Re Artù. E poi cosa ha fatto? Nei confronti di Taliesin ha praticamente portato via le terre a questo Taliesin, e Taliesin si è vendicato mandando una pestilenza che l'ha ucciso, che ha ucciso Malgun. Ecco, adesso sentiamo l'ultima lettura, poi avremo ancora qualcosina riguardante sempre Re Artù, che sembra che torni, attenzione, sembra che torni. Sentiamo Alessio, dai. Il mago sa che i giorni della tavola rotonda sono contati, che si annuncia la ricerca del Santo Graal e che, dopo l'ultima battaglia, Re Artù scomparirà dalla vista degli uomini per secoli e secoli. Sicché Merlino, presso la grotta della Fontana della Giovinezza, sceglie di lasciarsi rinchiudere dalla donna amata e di rimanere nella foresta per sempre, invisibile ma presente insieme agli alberi, agli animali e alle stelle. È un mito, è anche, bello, una favola, è bellissimo, vero? Sì. Cioè la donna amata da Merlino, esatto. Nella fattispecie, Viviana, no? sì. Come si chiamava? Viviana. Viviana si chiamava, la donna del lago, da Merlino. Senti, costui che cosa sta facendo? Questo è un moderno, non è di quei tempi. Io. Sei te questo. Sono io, e possiamo riconoscere anche quel pargoletto che in realtà è Alessio, aveva 3 mesi. Ecco, vedi mo. E qui siamo in Bretagna. È la Fontana della Giovinezza. Stai facendo le tue ricerche probabilmente. Ma sì, ci siamo fermati alla Fontana della Giovinezza e abbiamo bagnato Alessio con l'acqua della Giovinezza. Eccolo là. Come buon Alessio. L'avete bagnato come la madre ha bagnato Achille, era famosa proprio all'epoca antica. L'ha tenuto per il coso, il calcagno, e quella parte è rimasta mortale. Paride poi ci ha pensato bene. Va bene, questi sono alla fine della puntata, possiamo anche sorridere. Nel ringraziare ovviamente Piero Favero, ripeto ancora una volta che è un medico nella sua quotidianità, e poi nel tempo libero lui è uno studioso, l'avete sentito con quale dimestichezza venga affrontando degli argomenti che per noi comuni mortali sono un po', insomma, dobbiamo stare bene attenti. Senti, ma è vero che Re Artù, che cosa ne pensi? Ma ritornerà Re Artù e ci sarà con Re Artù e l'orso, ci sarà anche Ginevra, l'orso è in uno stato di letargo, l'orso, no? Ha questi periodi lunghi di latenza, però un giorno a primavera Re Artù, dice appunto la leggenda, si risveglierà e tornerà fra noi. Si risveglierà e tornerà fra noi. Ecco, quindi io credo che verrà quello che invece... Questa fotografia, quale argomento indica? È l'isola di Avalon, che in realtà si trovava nel Mar Baltico e si chiamava Abalus, ha dato nome al Mar Baltico,
E quindi questo indica già come era antichissima questa leggenda, cioè nei Veneti ancora del Baltico, prima ancora che arrivassero nell'Atlantico. Lì si vede Re Artù, no? Nell'isola di Avalon, in questo stato così intermedio. Hanno letto bene. Cioè, lui sarà anche contento, ma lui si risveglierà per le infermiere che ha attorno, certamente. Sicuramente le infermiere. Il problema è svegliare i veneti dal letargo, che quello sarà ancora più difficile. Grazie, siete stati cortesissimi e gentilissimi. Abbiamo dato, come si suol dire, al nostro pubblico un argomento interessante, un argomento sicuramente per gli studiosi, ma diamo atto all'autore di questo volume, La Dea Veneta, dal Baltico alla Bretagna, che non è proprio un librutto, perché guardate, eccolo qua, che è un libretto particolarmente interessante. Ascoltami Piero, negli ultimi 20 secondi o 30 secondi, qual è l'argomento di cui ti stai occupando e che vedrà la luce fra non molto? Ma io sto cercando di approfondire appunto questi temi in attesa di conferme che io spero verranno appunto con la genetica degli haplogruppi. Si sta raccogliendo un archivio enorme su questi dati, ci vuole un ricercatore che abbia l'interesse per approfondire l'argomento in un modo definitivo e risolutivo. Ok, va bene. Grazie, siamo alla conclusione. Alessio mandi e continua a fare il bravo e a leggere bene come hai fatto oggi. Salutiamo la mamma, la dottoressa Barbara Bacchetti, che sicuramente è lì che ti sta guardando. Un abbraccio e una stretta di mano affettuosa al dottor Piero Favaro, ripeto, medico di professione e anche studioso di vaglia. Mandi Piero, mandi Alessio, si vede la settimana che viene. Mandi, fantastico. L'Art di San Marc è offerto da Istituto Paritario per Ragionieri e Recupero Anni Scolastici Naoni Studium, Viale della Comina 25, presso la Fondazione Opera Sacra Famiglia a Pordenone, telefono 0434 36 14 70. Dalla tradizione e dall'innovazione nasce la filiera alimentare sostenibile tutta friulana dei cereali antichi. La cooperativa Grani Antichi FVG, grazie all'unione di agricoltori, mugnai, professionisti ed aziende del territorio, dà origine a prodotti a base di cereali dall'elevata qualità salutistico-nutrizionale e dal sapore della tradizione. Semplicità, agricoltura sostenibile e biologica, macinatura a pietra, prodotti sani e gustosi, sapori unici. Queste le nostre parole d'ordine. Grani Antichi FVG. Bontà, benessere, salute.